è un'iniziativa che avevo assunto nel 2020, allora ero sottosegretario della Presidenza del Consiglio e avevamo fatto questa norma che prevedeva di poter fare le ZES, che però abbiamo trasformato in zone logistiche semplificate, anche al nord del nostro paese, anche nella nostra realtà, coinvolgendo le realtà di Venezia e 16 comuni del Polesine. È una scelta di cui tutti hanno dato atto all'allora governo, al Partito Democratico e a me, e che oggi finalmente, con un po' di ritardo, devo dire, dovuto alla Regione Veneto e all'attuale governo, finalmente si realizza. È molto importante perché se noi pensiamo solamente alla trasformazione di Porto Marghera, sarà possibile attrarre nuove imprese e facendo in modo che le imprese che investono nella nostra realtà potranno farlo avendo crediti d'imposta, sgravi di carattere contributivo e tempi più veloci per poter fare i propri investimenti. Quindi una serie di facilitazioni fiscali che possano determinare che ci siano nuove imprese e nuove imprese portano anche più lavoro e tutti quanti noi sappiamo quanto sia importante sia a Porto Marghera che nel Polesine poter dare vita ad una nuova stagione di sviluppo.